Amici bellini, ho pensato che un approfondimento su questa situazione dell'Arabia Saudita è dopo, perché è simile a quello che stava succedendo in Cina e quindi poi si fermano, oppure la situazione può degenerare e si vengono a prendere tutti i giocatori? Cominciamo! No, è veramente, perché qua comincio a preoccuparmi. Preferibilmente, stavo dicendo, ma prima di tutto, Emiliano Tanzillo, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti, magari nuovi iscritti, magari nuovi ospiti che poi si iscrivono se trovano questo contenuto interessante. Per chi sta cercando notizie riguardo questa espansione pazzesca e molto veloce che stanno avendo in Arabia Saudita, ho raccolto un po' di informazioni qua e là e abbiamo dovuto prendere blog italiani ma anche inglesi. Finiamo con la BBC per avere un quadro più chiaro, quindi lasciate un like per l'approfondimento precedente al video che in questo momento vi arriva. Insomma, partendo da una situazione del Napoli dove l'interesse per Lozano può avere un certo fascino perché è un giocatore in scadenza e quindi De Laurentiis può pure dire no dammi 15, no dammi 25, perché se gli vuoi dare 10 vuol dire che ne vale 100, se gliene dai 10 all'anno vuol dire che vale 100 milioni. Non lo puoi fare questo discorso, però lui può anche dire siete pieni di soldi, se non me ne date 25 per Lozano io me lo tengo, ed è un discorso giusto perché l'operazione Tonali per me ha drogato tutto quello che c'era da drogare per quanto riguarda il mercato. Se Newcastle effettivamente è poi interessato anche a Lobotka, e quando si parla di Newcastle si parla di PIF, è quello il problema, e adesso ci andiamo così perché sono tutti soldi che vengono da lì. Dobbiamo andare con un Abraham tattico a fare un approfondimento serio, specifico, e lo facciamo per bene. E fu quello il momento in cui Valerio Fluido si rese conto di aver cancellato tutto e adesso ci troviamo in questa situazione qua. Tutto il ben fatto è finita così. Vabbè. Va bene, allora lavoriamo su una situazione diversa con la cosa di Bobot, poi lasciatemi il like perché ho bisogno di tempo per sistemare tutta la situazione. Allora, partiamo da questo presupposto. Io parto da una cosa che mi è successa. Io ho guardato la partita The Beautiful Game, una partita di beneficenza, insomma, organizzata da Ronaldinho, e c'erano tutte le star internazionali del passato, e vedevo un Cafu, cercatelo, ci sono gli highlights su YouTube, vedevo un Cafu che nonostante l'età che ha sta in una forma straordinaria e c'ha una classe. C'era poi Vinicius Junior che si faceva tutto il campo, non c'è problema, però c'è Veron, c'è Dybala, c'è Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo il fenomeno, insomma c'erano tutti. E guardavo Cafu e dicevo guarda, è ancora bello vedere Cafu giocare. Perché? Perché io vengo da quel calcio là e onestamente quando mi si dice vabbè ma Calabria è tipo il secondo, terzino più forte in Italia, sarà pure vero, ma se io sono abituato a Cafu, permettete, e me lo dite nei commenti, che vi rispondo che la Serie A è scarsa? Sì, lo dovete permettere assolutamente. Quindi da questo presupposto parto e immagino, se questi si vengono a prendere le vecchie glorie e le vecchie glorie giocano in un campionato che non ha pretese perché veramente si scannano tra di loro, secondo voi queste squadre saudite, oppure una sorta di wrestling, cioè dove tutto è scritto? Arriviamoci, perché la rosa continua, non vi è certezza sul club mittente, si ipotizza uno tra l'Hilal e l'Al-Ahly, sono anagrammi della stessa squadra, perché in Arabia il mercato è un'attività che ha in carico la federazione. Attenzione, questa è la prima cosa che mi ha acceso una lampadina, ho detto c'è qualcosa che non va. Il piano della Saudi Pro League prevede l'inserimento di 4 campioni e una stella per ciascuno dei 3-4 club più importanti e allenatori di prima fascia che possono attirare attenzioni immediati. Questo è un discorso che riguardava l'ingaggio di Allegri, che ci starebbe ancora pensando, si parla roba di 30 anni all'anno, una cosa incomprensibile, e se Allegri dice di no veramente è una cosa pazzesca, guadagna mia stima se Allegri dice di no, contemporaneamente stupore e stima. Insomma, io non mi spiegavo, ma come l'inserimento di 4 campioni, la Lega decide? Non capisco, l'attività, il mercato lo fa la federazione, quindi vado ad approfondire e leggo
per Milinkovic-Savic ci sono state molte manifestazioni di interesse tra l'altro, ma al momento abbiamo altre opzioni su questa è l'agente di Milinkovic. Se questo significa che non giocherà in Arabia, vedremo, nella vita non si può mai sapere, quindi questo ne è un altro che dobbiamo aggiungere alla lista. La lista è lunghissima e insieme ai giocatori ovviamente si parla anche degli allenatori. La situazione sul futuro in panchina di Gennaro Gattuso, ex calciatore allenatore del Milan, e i dettagli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Gennaro Gattuso sarebbe da un passo dall'Arabia Saudita. Diversi club della Saudi League hanno infatti messo gli occhi sull'ex Milan, reduce dall'esperienza a Valencia. Jorge Mendes, agente che cura gli interessi dell'allenatore italiano, sta quindi lavorando per trovare un accordo economico che soddisfi entrambe le parti. L'ultima parola spetterà poi a Gattuso. Quindi aggiungiamo altri allenatori dopo Rudy Garcia, che ci interessa. Stanno puntando ad Allegri, puntano a Gattuso, insomma nomi che sono sulla bocca di tutti. Andiamo a vedere il PIF. L'Arabia Saudita con il PIF fa sul serio e la dimostrazione è arrivata subito dopo Benzema all'Etihad come Kanté, poi tanti nomi accostati con decisioni alle 4 squadre. Vedete come torno il 4 squadre più potenti: la Nasser, la Real, la Al-Ahly, eccetera eccetera. Ziyech, Brozovic, Mahrez, Bernardo Silva e Koulibaly, per dire qualcuno, ma anche qualche no. Hanno detto di no Messi, che però viene a fare il padrone della MLS, lo potete vedere da qua che ho messo il pallone della MLS di là, e diventa il padrone lui, cioè praticamente si gioca una partita, si gioca Toronto Galaxy, lui prende i soldi dei diritti TV, perde una percentuale anche se gioca con l'Inter Miami. È qualcosa che va oltre qualsiasi contratto calcistico quello che ha fatto Messi. Ma Modric pare abbia detto di no, e quindi già qualcuno dice di no ed è già importante. Andiamo ad approfondire il ruolo del PIF, del piffero, il fondo statale saudita, PIF, Public Investment Fund, lo stesso che ha acquistato e gestisce il Newcastle avendolo riportato in Champions League dopo una vita. Ha acquisito il 75% delle quote dei 4 club più seguiti della Saudi Pro League, non a caso quelle che stanno provando a saccheggiare i club europei con offerte folli. Insomma, qua si parla che De Laurentiis non può avere il Bari, che Lotito non poteva avere la Salernitana e la Lazio. Questi qua controllano non solo tutto il Newcastle, ma controllano praticamente 4 squadre che giocano nella stessa lega e si decidono, lo pigliamo 5-6 campioni, 3 te li pigli. È come andare a giocare al campetto e dice ok, mettiamo i 2 più forti fanno i capitani, poi voi scegliete, perché altrimenti facciamola equilibrata. Vedete che diventa wrestling e non può essere più un campionato normale. Andiamo a vedere, però potrebbe essere interessante per il nuovo pubblico. Io soffro perché vorrei vedere, ma potrebbe essere perché è interessante vedere Ronaldinho e le vecchie glorie. Andiamo a vedere. Non solo, molte società ed addetti ai lavori inglesi hanno chiesto alla UEFA e alla FIFA di indagare sul rapporto tra questo fondo e il Chelsea, soprattutto in relazione ai possibili passaggi di giocatori blues in Arabia Saudita che toglierebbero alla società inglese ingaggi pesantissimi di giocatori in esubero. Vedi la situazione di Koulibaly e vedi altri giocatori che stanno. Questo perché PIF partecipa anche in un fondo che ha affiancato Todd Boehly nell'acquisizione del Chelsea di Abramovich. I conflitti di interessi sono spaventosi, ragazzi. Andiamo a leggere di più. Andiamo con ordine. Intanto è già stato annunciato che i 4 club più seguiti, l'Hilal eccetera eccetera, hanno ceduto il 75%, quindi conferma di quel 75%, vale a dire lo stesso fondo che acquisisce e gestisce il Newcastle. Come ha spiegato anche il New York Times, tutto parte dalla volontà di convincere i giocatori migliori al mondo a trasferirsi in Arabia, esattamente come ha fatto con Cristiano Ronaldo e con Benzema. E allora l'idea è, io qua poi ho continuato ma non l'ho fatto lo screenshot tutto, è di arrivare poi come minimo al mondiale del 2030 da fare lì, e quindi nel frattempo anche con Messi che non ha accettato di andare a giocare, Messi ha comunque accettato di essere testimonial della Vision, Saudi Vision, non so come si chiama, cioè di una serie di iniziative pubblicitarie che puntano a valorizzare il turismo e a creare un giro economico che non parte solamente dal petrolio ma che unisce l'intrattenimento, e loro vedono nel calcio la soluzione ideale. Qua aggiungiamo articoli in inglese perché cose nuove dagli amici abbonati mi arrivano notizie. Cristiano Ronaldo potrebbe essere affiancato dall'ex Barcellona Griezmann in Saudi Arabia, che i rappresentanti dell'Arsenal si sono incontrati. Accordi
according to Foot Mercato, Griezmann intermediario si sono incontrati con i leaders del Saudi per discutere un possibile trasferimento a Mrsul Park. Un accordo è una possibilità, anche perché Atletico Madrid hanno dei problemi economici e Griezmann ha un ingaggio pazzesco, quindi ci aggiungiamo Griezmann. Poi questo è quello che spaventa di più, cioè il Ruben Neves, che ha solo 26 anni ed era capitano dei Wolves. Lo spostamento suo significa non più una vecchia gloria, ma un giocatore nel pieno della sua attività, e questo deve spaventare un pochino tutti. Contemporaneamente si parla del Chelsea goalkeeper Mendy, è l'ultimo dei big europei, dei top player europei pesantemente linkati, insomma, che si dice che hanno la possibilità di avere un accordo e cominciare a giocare con la Saudi Pro League. Attenzione, altri nomi che dobbiamo aggiungere dopo Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech e anche Arsenal Thomas Partey. Aia, qua diventa seria la situazione, diventa importante. E questo poi è quello che ci interessa dalla BBC. La Lega dell'Arabia Saudita è ben established, cioè esiste da parecchio tempo ed è strutturata, non è una cosa nuova come stavano facendo in Cina. E dal 1970 i club hanno veri tifosi che si interessano del calcio e quindi la rendono autentica e non artificiale, e dice così. Però quello che è successo in Cina non era esplicitamente soldi del governo, erano incoraggiare gli imprenditori a fare cose, e poi si sono fermati. Cioè evidentemente il governo cinese dava degli incentivi, delle agevolazioni finanziarie per gli imprenditori, così che loro potessero investire i loro soldi ed attrarre questi campioni con delle agevolazioni, ma non era direttamente il governo. Questa è la grande differenza che sta succedendo con il fondo pubblico di investimento in Saudi Arabia, che poi gestisce 4 squadre. Qua il fondo è più sicuro per un piano a lungo termine, i club sono ben stabiliti, sono established, non lo so come si dice in italiano, insomma me lo potete dire voi nei commenti, ma si capisce per le comunità. E insomma la Lega ha già un buon numero di giocatori stranieri, ma sono le stelle come Ronaldo che ti danno copertura TV internazionale. Quando ti arriva Ronaldo, ecco che arrivano quelli che ti chiedono i diritti, e se a Ronaldo ci aggiungi Griezmann e ci aggiungi Koulibaly e ci aggiungi quel giocatore, ce ne aggiungi un altro che si era rumorizzato, era El Shaarawy, che però aveva fatto già l'esperienza là, poi è tornato alla Roma, che fa, ritorna là, sarebbe una cosa un po' strana. Insomma, ottiene attenzione immediata. L'annuncio che i top 4 club, le 4 squadre migliori, saranno possedute, è difficile all'impronta, dal PIF invece che dallo Stato, le trasforma in un proper business, cioè in un business di affari fatto bene, tra virgolette. Questo significa proper. Non è soltanto il portare i top player a giocare, ma anche riguardo cambiare l'economia del gioco per favorire il settore privato e sviluppare i club e le companies. Insomma, ragazzi, qua la situazione secondo me è seria e dobbiamo un attimo valutarla bene. Come a me ogni tanto guardarmi la partitina delle vecchie glorie, c'era pure un altro esempio, Liverpool contro Milan, con tutte le vecchie glorie che giocavano così, è interessante. Se tu riempi di giocatori che hanno un nome e che spostano migliaia di tifosi, riempi una lega così, potrebbe diventare più attrattiva per chi deve fare, perché quelli se ne fregano altamente, quelli dei diritti TV, che ci sia competizione sportiva, che ci sia la voglia di avere un underdog che vince, una favola sportiva. Il Leicester è esistito e lo togliamo da mezzo, il Napoli è esistito e lo togliamo da mezzo, ma qua stiamo parlando di wrestling vero e proprio, cioè di uno finto sport scritto a tavolino, dove tu distribuisci le stelle, le 4 squadre, ogni tanto c'è il top, c'è la sfida al top, Ronaldo contro contro Benzema, Kanté contro Griezmann, e si fanno queste cose e uno probabilmente se le vede, e rischiamo che l'Italia scivoli se non ci diamo una mossa e non lo so come si deve fare, ma sicuramente devi creare un calcio più bello.
Quindi devi premiare in qualche modo le squadre che fanno un bel calcio e che lo fanno poi anche in Europa, un esempio quella squadra là, invece di premiare le squadre che si difendono e poi fanno un gol per caso. Quindi devi dare degli incentivi pesanti a quelli che fanno 5 gol a partita, devi creare lo spettacolo, devi punire le simulazioni, quelli che giocano a fare falli, raggiunto un certo numero di falli, 10 uomini, 9 uomini, si gioca 8 contro 11, perché devi cambiare questa situazione qua, perché non si può competere contro quelli che ne faranno uno spettacolo. Sarà uno spettacolo e quindi non è più sport. Ci saranno i puristi che preferiranno sempre vedere Cremonese-Empoli, va benissimo, però dall'altra parte attenzione che muovono dei soldi con cui non si può competere. Quindi se cominciano a mettere gli occhi anche sui giocatori che stanno in piena attività, vedi Lozano, vedi Lobotka, vedi Neves, eccetera eccetera, diventa pericolosissimo. Questi possono decidere di andarsi a prendersi tutti questi soldi, giocano senza pressioni, senza farsi male probabilmente. Ceferin dice dalla parte sua, quelli vogliono vincere la Champions, eccetera eccetera, ma attenzione che anche la Champions sta per cambiare, perché la Champions questo è l'ultimo anno, la nuova Champions, che sarà col vecchio stile, poi ci sarà un mega gruppone, una sorta di lega dove tutte si dovranno incontrare. Stiamo rischiando grosso di perdere veramente. L'Inghilterra forse è sicura, ma l'Italia, la Francia, la Germania e forse anche la Spagna stanno rischiando, secondo me, seriamente di essere superati dall'Arabia Saudita se continuano ad investire così. Io spero che questo video invecchi subito e che l'Arabia Saudita non faccia più affari. Intanto dobbiamo tenere presente questa cosa, perché se si vengono a prendere quest'uomo qua, che poi infiamma con la vena a furia di dribbling, e se lo prendono nel pieno della sua attività, visto che lui la nazionale sua non può vincere niente, almeno si va a riempire dei soldi, veramente mi sento male. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi bacio, preoccupatino, non preoccupatissimo, ma un po' preoccupatino, vi bacio. Parleremo delle nuove notizie del Napoli man mano che escono, pare non si pensi più a Danzo, c'è un difensore del Fenerbahce, ci sono altri nomi giapponesi, piano, perché se li fanno tutti i nomi è inutile parlarne finché non si approfondisce. Intanto il Napoli un colpo a centrocampo lo potrebbe anche battere, visto che si perde Ndombele e probabilmente si perderà Demme. Non dovremmo aspettare per forza, Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciati like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.